almeno 10 anni fa qui, se non Sì, sbaglio, no? assolutamente, Che è il palleggio, che è Sottile, Daniele Sottile, Sottile, e dopo c'è invece uno un po' più recente, Mats Mats Jensen, danese, scuola americana, esatto, venuto 3 anni fa, se non erro, no, 2 anni fa, no, 3 anni fa in Italia. Ha giocato il primo anno come opposto titolare, poi con l'arrivo di Shapovalov e di Keita è arrivato come secondo. Quest'anno ha deciso di passare a Cuneo, sì, e comunque per fare esperienza, per giocare. Assolutamente, ed è comunque un giocatore molto forte, ed è molto bravo. Sì, sì, direi di sì. Intanto c'è il primo time out, mi sembra di aver visto, anzi sono abbastanza sicuro, richiesto da Rado Stoicev sul punteggio di 6-5 per Cuneo. Cuneo che ricordiamo partecipa al campionato di Serie 2, non è il Cuneo che dicevamo sabato scorso, no, assolutamente. il Cuneo Volley o il Piemonte Volley ancora prima, no? Sì, Poi il Cuneo sì, Volley che insomma, se non ricordo male è sparita nel 2014, no? Sì. Una grande squadra quella lì. È ripartita dalle serie minori in quanto era soggetta a chiusura, fallimento, sì. Dopodiché comunque i ragazzi si sono ripresi, sono riusciti ad arrivare in Serie A2 con una buona possibilità comunque di salire di grado. Sicuramente è stata costruita la squadra per perlomeno di giocarsela fino in fondo. Sì. Sai dove sono stato ieri sera? Dove sei stato ieri sera? Ieri sera sono stato all'evento Ready to Start organizzato da FIPA Verona per salutare tutte le squadre dalla Serie A alla Serie D che parteciperanno. Cominceranno i campionati adesso dal 7 al 21, inizieranno tutti i campionati. Inizia tutto. Sì, a dire la verità sono già cominciate le Coppe Veneto per le Serie C e le Serie D, è già cominciata la Coppa Verona per le Under 19 e Under 16, però diciamo che il campionato, la parte principale della stagione, inizierà proprio da sabato per le varie formazioni veronesi. È stata un'occasione per il presidente Bianchini per presentare tutte le squadre, tutte le formazioni. È stata una bella serata, come sempre, perché ogni anno viene fatta questa serata, è sempre molto partecipata e molto ben organizzata. Ovviamente c'erano anche alcuni giocatori di Rana Verona arrivati leggermente in ritardo per motivi di allenamento, ovviamente. C'erano Keita, c'era, come si chiama, D'Amico, c'era Sani che ricordiamo sabato scorso ha fatto un'ottima impressione, un'ottima partita, sì. E poi c'era Zavoronok, esatto. Insomma una bella rappresentanza. Poi ovviamente sono arrivati un po' tardi, poi si sono anche fermati perché immagina tutte le formazioni che vedevano i loro campioni. Sì, mi è stato confermato che Keita è reduce da un piccolo infortunio alla spalla e sta recuperando alla grande, però ha bisogno di un attimo di pazienza proprio per essere in forma quando ci sarà l'inizio del campionato. Infatti, ti confermo che proprio l'altro ieri ho partecipato a un pranzo dove c'era anche Gengi Marchesi e appunto mi diceva è un problemino che non bisogna trascurare, nel senso che è già sulla via del recupero, però non vale la pena rischiare, non vale la pena non è una cosa grave, però deve essere curato e deve essere, poi dovrà comunque prepararsi, quindi ci sarà anche la fase di preparazione, perché se uno sta fermo per un infortunio poi si deve comunque riprendere. Comunque siamo già in un'ottima fase. Io anticipo già che alla fine dei set avremo qui degli ospiti. Ho già sentito appunto Marchesi, ci sarà Beltotto con cui parleremo anche un po' di marketing, quindi daremo anche qualche notizia in più direttamente dalla voce dei protagonisti a livello proprio di gestione, quello che dicevamo la scorsa volta, importantissimi perché tutto vada come sta andando, cioè sta andando tutto molto bene, ed è perché è tutto coordinato come va coordinato, quindi insomma abbiamo già detto l'altra volta, tanto di cappello per questa Rana Verona. Questa Rana Verona che a mio parere ha costruito una squadra molto interessante e molto brava, molto giovane, perché comunque tanti ragazzi giovani, ma
hanno veramente questa sottile ancora la mano, insomma, esperienza e mano, penso che insomma siano un mix vincente. Sottile, ricordo che era stato anche capitano qui, no? Sì, è sempre anche ne è stato nel giro della nazionale, sì, un giocatore sempre molto molto in alto. Vediamo qua una schiacciatina primo tempo dalla parte di Cuneo, risposta primo tempo dalla parte di Verona. Esatto. Dicevo su Sottile, un giocatore, un uomo sempre molto equilibrato, mai una polemica, sempre una persona veramente a modo in campo, un gran combattente. Sì, assolutamente. Esperienza da vendere, dopo l'esperienza di Verona comunque lui ha sempre giocato in Serie 1. Sì. Anche qui insomma, ha messo una palla, direi. Sì, ha spostato il muro quel tanto con la finta sul centrale da permettere al posto 4 di mettere giù un pallone. È arrivato in ritardo Aidan Zing e la palla gli è ruotata sulle mani ed è caduta per terra nel campo di Verona. 11-10 per Cuneo che comunque si sta dimostrando una signora formazione, come dicevi tu, giocatori di esperienza. Ti ripeto, l'hanno costruita quest'anno perché vogliono comunque raggiungere l'obiettivo della Serie 1, della Superlega, scusa. Certo. Jacopo Botto è il capitano di questa formazione, mentre di Verona ancora non si sa nulla per quanto riguarda i gradi di capitano. Come dicevamo la volta scorsa, senza andare a togliere agli altri, insomma, uno dei papabili è Luca Spirito, insomma. Sì, Luca Spirito sicuramente, assolutamente sì. L'anno scorso era Rafael per l'esperienza e tante cose. Vediamo chi sarà. Penso che sarà l'occasione, e qui entriamo anche nel tutte le iniziative di Verona Volley. Il 19 di ottobre ci sarà questa serata aperta a tutti, o meglio, anche lì ci saranno 500 posti perché sarà al Teatro Ristori, quindi una capienza limitata, però sarà un grande evento, l'occasione di presentare la squadra ufficialmente, l'occasione per presentare altre cose, non voglio dire spoilerare, però ecco, ormai è ufficiale questa data e quindi save the date 19 ottobre ore 19, Teatro Ristori a Verona. Che bel recupero, un bellissimo recupero, questa volta però si sono un attimo guardati. Come mai la maglietta blu? Come mai? La maglietta di colore blu? Di chi? Del numero 23. Del numero 23. Perché è la maglietta di Cuneo. E come mai che è di là? Dopo te lo dico. Dopo me lo dici. Adesso me lo dici. No, te lo dico subito. Probabilmente hanno chiesto al centrale numero 23 di giocare qui dalle parti di Verona perché vedo che non c'è Lorenzo Cortesia. O Aidan Zing non è al 100%. No, Aidan Zing c'è, probabilmente Cortesia o che sta facendo un carico di lavoro particolare. Cortesia. Zanotti, infatti Zanotti, mi è scappato, scambiato i nomi, scusami. Zanotti probabilmente sta facendo un lavoro diversificato per qualche motivo e quindi è stato chiesto in prestito dall'altra parte, che comunque non è male perché giocare in una squadra con cui non hai mai giocato assieme, si chiamano allenamenti congiunti proprio per questo. Congiunti, esatto. Buona prestazione di D'Amico ancora. Sto cercando di capire chi è il numero 23, non vorrei dire una stupidaggine, potrebbe essere Cioffi, sì, è Cioffi, quindi Cioffi aggregato prestato d'altronde due dei nostri centrali sono purtroppo dopo la sconfitta con la Germania di ieri, però sono
sono impegnati, adesso dovranno fare 3 vittorie. Sì. Brasile, Cuba e non mi ricordo più chi era la terza. Brasile, Cuba e adesso vediamo, ci facciamo aiutare. Certo che sì, la Germania che sembrava... Germania non era data per una delle favorite, o meglio, non tra quella che poteva ambire al primo posto. Però dopo invece... la vittoria col Brasile ha fatto di un sol boccone anche con noi. Probabilmente l'Italia, ho sentito l'intervista a Giannelli e non erano concentrati, ci sta insomma tutto quello che vuoi, però comunque questo nulla toglie alla grandissima prestazione della Germania, che ha fatto una grandissima partita. Intanto errore al servizio di Cuneo, 17 pari. 17 pari, è più tirata sicuramente questa partita rispetto a quella che abbiamo visto sabato contro Padova. E chissà cosa vedremo contro Trento il 18. Appunto, anche questo è un altro appuntamento da segnare con ma già il 18 sarà diversa, vedrai. Sì, ci saranno tutti i titolari. Saranno i titolari, avranno bisogno di giocare in preparazione al campionato che inizierà dopo da lì a poco. Certo. E quindi sarà bella tosta. E poi sai le classiche sfide del derby dell'Adige. Certo. Pertanto che siano amichevoli è sempre questione di chi è l'Adige, di chi è più padrone dell'Adige, dai. Esatto, assolutamente. Parlo di agonismo sportivo, vero? Ovviamente, però sai, il derby è sempre il derby. L'Italia giocherà questa sera alle 18:30 contro l'Iran, con l'Iran, sabato bravo. Sempre alle 18:30 contro Cuba e poi chiuderà domenica alle 15 contro il Brasile. Cioè, tre partite difficilissime, tre partite difficilissime che l'Italia dovrà vincere tutte e tre. Sì. Per cui Fefe De Giorgi avrà il suo bel grattacapo e mal di testa in questi giorni. Direi proprio di sì. Anche perché l'Iran negli ultimi 10 anni 15 è cresciuto molto. Sì. Molto. Ma in generale adesso ci sono a parte qualche formazione inferiore, però non ci sono più le squadre materasso, nel senso quelle con cui vinci facile. No, a questi livelli sono tutti giocatori impegnati, magari nel loro stato non hanno un grandissimo campionato, però sono tutti impegnati nei vari campionati europei, esatto. campionato turco, campionato russo, italiano per cui quindi francese, tedesco. Quindi portano tutte esperienze quando si trovano in nazionale sicuro. Bravi, stanno comunque lottando su. Sì, assolutamente, quello che dicevamo l'altra volta, no? Che non mollano giù. No. Non mollano giù palloni, non mollano giù. No. Nulla. Zavorono che ha fatto un grandissimo Sottile attacco. si sta lamentando perché a suo avviso il recupero che abbiamo visto prima era regolare, ma sì, lui ha detto che il primo tocco è stato dentro l'asticella, dentro l'antennina, secondo me era fuori, quindi però ma anche questo bisogna, ci si allena anche in questo, no? Ad avere la grinta necessaria, no? Sì. 20-18, quindi 20-18 per Rana Verona contro Cuneo. Dopo essere stata. Com'è stato il primo set? Ma il primo set finora, questo è il primo set. È questo il primo set? Certo. Ho visto 25-23. No, quel 25-23 è rimasto lì dalla partita scorsa, secondo me. Probabilmente stanno testando anche i tabelloni luminosi, infatti ce n'è uno chiuso a metà. Esatto, ottimizziamo le risorse, come si dice.
Poi la Zinger. Zinger è sempre una garanzia, quando arrivano quei palloni lì. Sì. Sa ancora far male. Sa ancora far male, ma il ruolo del centrale, ecco, per esempio, uno dei ruoli che è cambiato tantissimo in questi anni. Ne parlavo proprio con Tommaso Toptolo, che è il vice allenatore del Kazan. Sì. E diceva che proprio il ruolo del centrale è proprio passato da una fase che praticamente era puramente difensiva. Adesso è proprio una delle risorse per il palleggiatore quando si trova che magari in difficoltà su certi tipi di giocata la mette sul centrale. Il centrale riesce, sì, ma per metterla sul centrale sai com'è, devi fare un più che sarebbe la perfetta, una ricezione perfetta e un palleggio perfetto. Quindi il palleggiatore che si trova nell'area vicino a posto area punto 3, che sarebbe zona 3, sarebbe praticamente quella in centro al campo, vicino alla rete, proprio quasi in mezzo. Sì. Ricordiamo che nella pallavolo vi sono 6 zone. La prima, la zona 1, è dove praticamente una volta si andava a servire proprio in zona 1, che diciamo che guardando il campo dall'alto è quella nell'angolo destro in fondo, poi zona 2 vicino alla rete, sempre parallela, e poi spostandosi verso sinistra, zona 3, zona 4, poi si risale nella zona in fondo al campo, nei 6 metri, zona 5 e zona 6. Queste zone sono nate perché nel regolamento della pallavolo i giocatori devono cambiare di posizione ogni volta che la squadra arriva al servizio, e quindi non è solo una denominazione tecnica, è proprio una parte del regolamento della pallavolo. C'è la rotazione. E quindi quando c'è la più, volevo dire, il palleggiatore riceve sulla testa la palla ricevuta quando è in zona 3. Certo, e torniamo al discorso che facevamo sabato, no? della ricezione, che è il fondamentale su cui si è lavorato e sta lavorando ancora di più della battuta, perché una ottima ricezione, una buona ricezione è praticamente già mezzo lavoro fatto. Fondamentalmente assolutamente. Si mette già in condizione il palleggio di essere di fare quello che vuole. Di fare quello che vuole. Punto per Rana Verona, bel tocco del giocatore Truchov, se non erro. Sì. Ci perdonerete, ma anche qui, finché non ci sono le maglie, tanto salutiamo Jovovic Marchesi, che è passato, poi dopo verrà a fare due parole con noi. No, allora vai giù. Stiamo guardando le foto, stiamo guardando le figurine. Sì, è Trutchev, spero si pronunci così. Truchev. Sì, perché la T dovrebbe essere muta. Truchev, bravo. Ora non ho grandissima esperienza nei cognomi particolari. Un giorno faremo un aggiornamento, ci faremo raccontare e spiegare tutte le pronunce come si deve. Assolutamente. Attacco di Sani. Viene chiamato dentro, no? Oppure forse il tocco. 25-21 finisce il primo set. Bello, un bel set combattuto comunque. Cuneo ha dimostrato di essere, come dicevi tu, un'ottima formazione, pur essendo in A2. Ma ormai sai, ci sono tantissime squadre di Serie A2 che c'è una bella differenza dal punto di vista di visibilità, dal punto di vista di tante cose, e hanno le stesse incombenze della Serie A1, quindi tanto vale fare la Serie A1, la Superlega. È come la Serie A3. La Serie A3 una volta avrebbe potuto essere una Serie B1, però anche la Serie A3 si chiama Serie A3 perché hanno gli stessi obblighi
della serie del Superlega e della Serie 2, quindi hanno bisogno delle telecamere, certo, hanno bisogno del tappeto, cioè non è che sia proprio una cosa facile. Ne parlavo proprio ieri sera con alcuni presidenti di squadre di Serie B, maschili e femminili. Intanto hai bisogno di un'omologazione. L'omologazione dei nostri palazzetti, secondo me, è l'unico che potrebbe fare la Serie 2, e infatti quello usato dalla squadra femminile di Vicenza che gioca a San Bonifacio è l'unico palazzetto che può permettersi, sarebbe la Serie 2 o a 3 maschile, o altrimenti devono venire qua. E qua c'è già la Serie 1 sì. e c'è già il basket. E quindi dicevamo la scorsa volta, no? Che e quindi poi... non ci sono spazi, perché c'è l'obbligatorietà del posto seduto per 600 persone e non ce ne sono a Verona di palazzetti. Forse San Giovanni Lupatotto penso che abbia un palazzetto omologato per oltre naturalmente a San Bonifacio, ma San Bonifacio era stato costruito proprio per ospitare anche eventi superiori alla Serie B. San Bonifacio è il Paraferoli è un grandissimo palazzetto. Però effettivamente mancano strutture. Mancano strutture di livello. Dicevamo la scorsa volta parlando della mancanza di una Serie A femminile, proprio è quello il... Sì. Stavo guardando perché volevo dirti, eccolo qua. Sabato prossimo vuole Veneto Benacus andrà a giocare a Modena. Modena gioca alla Palapanini. Esattamente. Ma Arredo Park 2 al Caselle giocherà a San Martino in Rio, in cui il palazzetto è nominato la Bomboniera. La Bomboniera. Perché è talmente piccolo che i giocatori non riescono a fare il servizio al salto perché non c'è spazio. Ed è omologato per la Serie B. Adesso io non so la FIFA. Proprio una bomboniera? Sì, la chiamano la Bomboniera perché è impossibile giocarci. Parlavo proprio con Giuseppe Pesca, che è l'allenatore di Arredo Park 2 Caselli, mi diceva sono preoccupato perché ci sono giocatori che non hanno ancora la percezione, perché magari non hanno mai giocato, del pericolo che può avere una trasferta del genere, perché ti trovi in un garage. Sì. Io ricordo una cosa del genere quando col volley femminile giocammo in Calabria. Adesso non ricordo bene, ma era una palestra, tipo palestra delle elementari, non c'era spazio e addirittura sulla linea di battuta dietro ci sarà stato 1 metro e poi delle transenne con i tifosi che cercavano di distrarre ma le anche perché giocatrici. Allora per i regolamenti, se non erro, dovrebbero essere 6 metri minimo di distanza dal muro alla riga posteriore del campo. Questa volta ma si sono guardati. Si sono proprio guardati, hanno battezzato il pallone fuori. Zavoro che ha guardato il pallone scendere subito Rado dopo il 4-0 di Cuneo, perché in questo momento Cuneo avanti 4-0. Che stai dicendo, cosa state facendo? Esatto, non ci siamo proprio. Ma giustamente deve tenere alta la pressione. Perché 4-0 4-0 subito, più che altro, a parte il bel muro che abbiamo visto, ma poi su indecisioni proprio di Verona. Sì, è giusto attimi di distrazione, probabilmente l'ha preso sotto gamba e non esiste un prenderla sotto gamba con Rado. No. Manco se fosse un allenamento tra squadra A e squadra B. Esatto, bravo, stai dicendo io. Assoverato, adesso mi metti, assoverato. Sì, queste incredibile. Queste deroghe che comunque ci sono anche a Verona. Sì. Cioè, voglio dire, io comunque ho visto mia figlia ha giocato a pallavolo fino a 15 anni, quindi insomma tanti palazzetti li ho visti, per carità. Ci sono palestre scolastiche, ma ci sono alcune che è un bel attacco.
Zvoronok si è subito rifatto dal muro ricevuto precedentemente. Sì. Ci sono sì palestre qui a Verona che andrebbero leggermente riviste. D'altronde non c'è spazio, vero? Sì. Non c'è spazio perché la pallavolo, soprattutto nel femminile, è ricca di squadre, ci sono tantissime società. Sì. Devi pensare adesso... Tu hai i dati di ieri, no? Sì, ti dico le squadre. Allora, ieri è stata presentata la Locara femminile Serie D, Virtus Verona femminile Serie D, Valdalpone Serie D femminile. Era ovvio che le saluto anche tutte queste squadre. Certo. Free Volley femminile Serie D, Palazzolo Serie D femminile, l'Intrepida, Griffon Volley Legnago Serie D. Dopo la Sabbionese femminile Serie D, poi partiamo con la maschile, Tregnago, una sola. Purtroppo il maschile è meno giocato nella nostra zona rispetto alla femminile. Poi ripartiamo con la Serie C, con l'Aurora Fruit Antares, con il Montorio maschile e femminile, con la Pallavolo Zevio Serie C maschile e femminile, con la Pluvitec Legnago Serie C maschile, purtroppo retrocessa dalla Serie B l'anno scorso. I Gevo Top Volley Villafranca che hanno due squadre, una in B2 femminile e una in Serie D, la B1 Planet Volley B2 femminile, Spacca Volley Villa Bartolomea e Isuzu Cerea che quest'anno giocheranno la Serie A2 femminile, B2 scusa, femminile, Dual Volley che ha la formazione due squadre in Serie B e Serie C maschile. Il Dual Volley è la società, ricordiamolo, in provincia di Verona che ha più iscritti. Poi Volley Veneto Benacus, dopo Arena Volley della Serie B1 e Orotic Peschiera della Serie B1 a chiudere le due formazioni femminili che quest'anno, a detta degli addetti ai lavori, cercheranno anche loro la promozione. Era stato dichiarato. E poi ovviamente Fiore all'occhiello, la Serie A, certo, presente con i giocatori che abbiamo detto precedentemente, e quindi solo di Serie B, C e D, hai visto quante ce ne sono? Ce n'è, e trovare gli spazi. E tu tieni presente che ogni società vuol dire avere delle giovanili, vuol dire avere l'Under 19, l'Under 16, 17. Sì. E quindi un bacino molto molto importante, molto nutrito. Assolutamente. Di praticanti. Qui abbiamo nel frattempo, ringraziamo Emiliano che ci ha portato le statistiche di questo primo set. E qui ci sono un po', possiamo guardare anche un po' di numeri, anche un po' così, analizzarli, no? Sui punti, sui punteggi dei singoli, quindi vediamo che 100% di ricezione positive Francesco D'Amico. Poi abbiamo un Tuchev sì, con 8 punti, abbiamo un Sani con 5, Zingel però due attacchi 100%. Sì. Lui i suoi due palloni li ha messi giù. Belli precisi. E vediamo anche un po' su Cuneo, invece qui il Volpato è il giocatore con più punti. Stavo guardando Jensen. Jensen ha 3, ha messo giù 3 punti. Ha messo 3 punti su 8 attacchi, un 38% con un muro subito e con un errore. E vuol dire che il muro di Verona ha funzionato. Sì. Funziona, sì. Comunque 48% entrambe, 59% totale Verona e il 48% Cuneo, quindi insomma la differenza del 20 a 25 è quella lì. Adesso Tuchev al servizio, Daniele Sottile per Mats Jensen che nella rotazione adesso era passato in P4. Nel frattempo vediamo ancora una maglia blu, un'altra maglia blu che è il numero 17, che adesso vediamo è Coppa, che Alessandro Coppa è andato a rinforzare. È giovanissimo questo ragazzo, mi sembra proprio di sì, così di primo occhio sembra proprio giovane. Verona intanto ha recuperato meno 3, 6 a 4 a 0, 6 a 9 insomma. Ancora Tuchev, il richiamo
di rado sembra aver... D'Amico comunque era riuscito a recuperare il pallone. Sì. È molto reattivo. Sì, quello che avevamo detto la scorsa volta è che è un libero molto molto reattivo, molto presente, che insomma è stata una bella sorpresa anche lui la scorsa partita. Assolutamente. 6-10. Quella diagonale lì gli viene Zavoronok proprio bene, in 4. sì, lì gli viene proprio bene. Gli viene molto bene. Adesso vediamo sto Coppa, giocatore vediamo, imprestato. Coppa. Da centrale, Esatto. scommetto il flot. Sì, una flottina, dai. Una mini flot. Sì. Ancora, sì. Hai visto che è mancino? Sì. Zavoronok è l'attaccante mancino ed è strano perché quando nasci mancino di solito vai a fare l'opposto. Perché è una regola non scritta. Sì, perché l'opposto che attacca in P2 essendo mancino ha molto più spazio d'attacco, perché la sua mano d'attacco è sempre più lontana rispetto all'asticella e quindi ha meno pericolo di fare invasioni. Poi ormai questi qua sono bivalenti con le mani a questi livelli. Effettivamente sì. C'è un giocatore che è scivolato. Sì, Sani è scivolato. ha preso una botta al ginocchio, mi sa. Probabilmente c'era dell'umidità, qualcosa sul parquet. Non giocare sul Terraflex. Esatto, non giocano sul Terraflex, giocano sul parquet. Perché siamo abituati a vederlo col basket. Esatto. Oppure io che lo vedo in tutte le palestre. Perché ovviamente dalla Serie B in poi si gioca su quello che si trova. Linoleum, perché quello che c'è va bene. Il Terraflex. Sai una cosa che forse la sai perché giustamente da giornalista, il Terraflex che è stato giocato, mi hai già detto sì, quindi hai già capito, però lo dico io come notizia. Il Terraflex che è stato giocata la partita inaugurale degli europei in Arena di Verona, è stato regalato dalla FIPAV alla società del Palazzolo, dove è successo quel drammatico evento di 2 anni fa che mi viene sempre la pelle d'oca quando ne parlo, alla società di Palazzolo, perché aveva il tartan che era ormai distrutto, e grazie all'intervento di Stefano Bianchini, alla FIPAV e tutte le persone che hanno collaborato è stato regalato alla società di Palazzolo, perché a novembre il palazzetto dello sport verrà intitolato proprio a questa sfortunatissima ragazza, Chiara. E sono stati invitati, ma verrà pubblicizzato ovviamente dalla FIPAV Verona, vedrai che a novembre arriveranno tutti i comunicati, perché questo Terraflex tu sai benissimo che ha un costo anche molto elevato, quindi quando Bianchini chiese alla FIPAV, a Manfredi, lo scopo di questo Terraflex, Manfredi non ha avuto nessun dubbio, la federazione dopo una brevissima riunione del comitato il comitato organizzatore ha detto subito sì. Quindi grande lavoro di Bianchini, e oltretutto mettere giù un Terraflex ha un costo, quindi sono riusciti a trovare degli sponsor, delle persone amiche, e con la collaborazione della FIPAB sono riusciti a metterlo giù praticamente in maniera gratuita, e quindi tanto di cappello a questa bellissima iniziativa. 11-15, sempre Cuneo avanti. Aidan Zingel al servizio, buon flotto di Zingel, sottile
la alza per il posto 4. Peccato, Zavoronok non ci è arrivato per un è bene nulla. Cuneo comunque, bene Cuneo. Sì, comunque si stanno difendendo bene, si stanno attaccando bene e attaccando bene, perché comunque sono al più 5. Quest'oggi pomeriggio c'è meno pubblico rispetto all'ultima volta. Certo. Ovviamente siamo di giovedì, la gente lavora. Sani ha messo giù un bel pallone, 12-16. Esatto, e noi siamo comunque in diretta per chi volesse guardarsela da casa. Assolutamente, noi siamo qui apposta per dare questo servizio a tante persone che ovviamente magari stanno tornando dal lavoro, oppure sono in autobus, oppure sono in treno e sono lì e si accendono la loro pagina di Facebook o anche su YouTube. Su YouTube di Avelia HD, e si guardano questa amichevole, ovviamente. Ricordiamo Avelia HD appunto è il partner di Rana Verona per quanto riguarda questo tipo di iniziative, ma non solo, tutto quello che è video, grafica, video, insomma è tutto un lavoro che viene fatto appunto da Avelia HD, un'azienda di Verona che negli ultimi anni si è specializzata moltissimo sullo streaming, sulla trasmissione di eventi sportivi, non diciamo di sport minori, lo sai che io odio questa cosa, ma di sport di nicchia. Non esistono sport minori. Di sport di nicchia che magari hanno meno visibilità, questo è esistono solo sport che hanno un po' meno visibilità. E insomma aziende come Avelia che è presente, insomma è un bel segnale. Anche perché non so, dici sport di nicchia, il rugby in Italia è seguito, mai meno del calcio, però se tu vai in Inghilterra, che io frequento almeno 5-6 volte all'anno, ti posso garantire non è sport di nicchia. No. Oppure uno sport che qua in Italia è ipernicchia, che non è conosciuto, il cricket. Io sono andato a Tring, che è un paese che ha una squadra ha una squadra di cricket abbastanza forte, e ti posso garantire che c'era il c'era lì lo stadio che era zeppo di gente, quindi è difficile dire sport di nicchia, non è vero. Sì, è vero, assolutamente, è tutto molto relativo, dipende sempre anche dalle tradizioni, dalla mentalità, da tante cose. Bel pipe di Ceccello. Ti dico anche un altro sport cosiddetto di nicchia, che sono le bocce. Ecco, le bocce, andiamo a vedere il numero di tesserati che ci sono, il numero di partite che si giocano nel fine settimana, e non è assolutamente uno sport come si può pensare per anziani, anzi si sta sviluppando molto sui giovani. Ecco, vedi che è tutto molto relativo. Cosa vuol dire nicchia? Ti faccio uno spoiler, ho giocato per 4 anni a bocce. Io avevo un compagno di squadra, io ho giocato a calcio male, tanto, però ho giocato a calcio, il mio compagno di squadra molto bravo, lui era molto bravo, il classico 10, no? Col piede buono, lui ha mollato per andare a giocare a boxe, è diventato molto bravo anche a boxe, quindi sai, è tutto molto relativo. Intanto vediamo che c'è Damiano Beltotto, responsabile marketing comunicazione di Verona Volley. Gli facciamo, ti lascio la cuffia. No, gliela lascio io. Ecco, allora, siediti qua Damiano, grazie Riccardo. Mi hai chiamato nel test match, giusto? Siediti qua. Ciao Damiano. Ciao Allora, insomma, abbiamo già detto un po' di cose relative a quelli che saranno i prossimi eventi. Andiamo un po' per ordine, c'è questo quadrangolare, giusto, a Iesi? Sì, noi siamo impegnati in un quadrangolare molto bello che si tiene a Iesi il 14 e il 15 di ottobre, quindi fra due weekend. È un quadrangolare che vedrà Milano, Lube e Olympiacos oltre a noi, quindi credo che sia una bella qualità. È una bella prova pre-campionato. Poi ce ne sarà un'altra ancora più stuzzicante e stimolante, che sarà il 18. Anticipiamo il derby dell'Adige di novembre, esattamente, con Trento. Una preview del derby dell'Adige 2023. E poi ci sarà il grande evento che sarà appunto Rana Verona contro Trento il 18 alle 18 al palazzetto alla DSM Heim, sempre ingresso libero e sempre con diretta ovviamente
di Avelli HD, ma È questo sempre che venire è a sempre vedere meglio, HD, lo diciamo, assolutamente è sempre sì. meglio venire a Palazzetto se si può, questo assolutamente, ma per chi non potesse come oggi, orario lavorativo, insomma. Hai c'è parlato anche bene questo degli servizio. amici di Avellia, sì. Beh certo, Bravo. sennò, anche perché sennò mi licenziano. Esatto. Quindi, e poi il giorno dopo dell'Adige un altro evento che però non è in campo, ma è al Allora, Teatro il Ristori. 19 adesso abbiamo mandato fuori, credo, Sì. il save the date, Save the no? date. Il 19 facciamo un evento precampionato, diciamo, Sì. pre-inizio al Teatro Ristori. Non abbiamo detto il perché, quindi Sì. manteniamo il finto, no, la finta sorpresa, ma insomma cosa vuoi fare prima, embargo, cosa esatto. vuoi fare prima dell'inizio del campionato? Però Se non incontrare i tuoi tifosi, incontrare la città, fare un momento bello, insomma, come abbiamo fatto alla Gran Guardia in occasione della presentazione del title Giovanni Rana, come abbiamo fatto l'anno scorso. Insomma, ci piace fare gli eventi, ci piace coinvolgere la gente, soprattutto ci piace tantissimo ricevere l'affetto di tanti tifosi, insomma. E di affetto ne state ricevendo veramente tanto. Ma di affetto ne abbiamo ricevuto tantissimo l'anno scorso, in un contesto che chiaramente era differente magari da quello di quest'anno, perché che ne sai tu che arrivi, diciamo, ai playoff e che te la giochi per una manina di un libro che poi vai a prendere tu l'anno dopo qui in casa. Quindi sì, è stato un anno pazzesco, abbiamo fatto più di 50.000 spettatori in un anno post-Covid, quindi difficile, perché poi la gente magari non era più abituata a venire al palazzetto, no? Anche te ti ho visto poco al palazzetto, Alberto. Ma quest'anno ci sarò. Quest'anno lo so che ci sei e intanto sono anche contento che va avanti la partnership che abbiamo fatto con la tua testata, che credo che sia molto bello. Tra l'altro mi hai fatto vedere l'ultimo numero di Sport di Più, non l'ho ancora letto, però già dalla copertina si capisce che è bello, perché hai messo il nostro Luca Spirito, quindi un numero sicuramente tutto bello, ma al di là dei campanilismi è sempre bello leggere il tuo magazine. E affetto della città, della gente che secondo me sta, diciamo, crescendo. Adesso siamo in piena campagna abbonamenti. La campagna abbonamenti chiude il 27 di ottobre e c'è una risposta molto positiva. 27 ottobre che è un giorno prima dell'esordio in casa, che sarà il 28 o il 29. Esatto. In calendario ancora il 29, perché stiamo aspettando le conferme da parte della Lega. Certo, quindi ecco, fatevi anche questo asterisco. 29 contro Modena, tra l'altro, una partitina così. Esatto, così giusto. Si parte soft, si inizia blandi. E poi si prosegue anche soft, no? Sì, perché poi dunque abbiamo le prime, come l'anno scorso, insomma, l'anno scorso mi ricordo che iniziamo con Piacenza, poi ci fu una taranta allegra tra Perugia, Lube. Ma lo scorso anno si partiva magari con un altro spirito, nel senso con la curiosità di vedere dove poteva e cosa poteva fare questa squadra. Quest'anno si parte con un'altra idea, cioè questa squadra ha già dimostrato di potersela giocare con tutte l'anno scorso. Quest'anno è vero, sono stati fatti dei cambiamenti a livello di roster, però l'ossatura, la mentalità è sempre quella che detta quel signore lì a bordo campo. Allora guarda, io non posso e non voglio parlare di cose tecniche che non mi riguardano, perché per parlare delle cose tecniche ci sono le persone adeguate che ne sanno molto più di me e ci mancherebbe altro. Io ti parlo da tifoso, come un qualunque, diciamo, signore che può stare seduto in tribuna, in curva e guarda la squadra. Mi sembra così, per i primi test che abbiamo fatto, al di là di oggi, dove credo che però il risultato conti poco rispetto al valore, diciamo, reale del roster, mi sembra che ci sia un atteggiamento molto 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 combattivo, estremamente attento, diligente, soprattutto nella fase di allenamento, soprattutto nella fase di preparazione. So, perché diciamo, poi vedo i ragazzi che li hanno fatti lavorare tanto. Poi li vedi tutti i giorni tu, quindi vedi
li hanno fatti lavorare tanto, e quindi immagino che un po' di pesantezza si sente, si accusi, no? Assolutamente. Nella fase di preparazione. Credo che il primo vero match, il test match vero, sia a Iesi. Sì, con una difficoltà che tu sai molto meglio di me, cioè che i vari nazionali arrivano a proprio a ridosso. Ne parlavamo l'altro ieri, no? Che ti arrivano... Non si sono mai allenati con noi, quindi recuperi Mozic praticamente a ridosso del campionato, Leo, Mosca, esatto, che anche lui arriverà prima del campionato, Amin, che non abbiamo mai visto, Grozdanov, che insomma... Cortesia, insomma... non stiamo parlando di gente... No, infatti alla fine come dicevo, senza nulla togliere a chi è in campo oggi, insomma, sono 5-6 titolari che ti mancano, e insomma... sì. Però secondo me stiamo ammorbando i nostri spettatori, secondo me si annoiano, no? A sentire tutte queste... No, forse è meglio ridare la parola al collega di radio... Adesso diamo la parola, richiamiamo Riccardo Fiori, però volevo l'ultima cosa... Riccardo, ti ho rubato il posto, ma non volevo. Poi mi fa domande, non sei molto meglio te. Ma adesso che c'è il time out, lui Riccardo è molto bravo sul discorso tecnico, no? Diciamo, quindi sicuramente meglio di me, poi ma anche meglio di me. Allora magari approfittiamo di questi ultimi minuti di time out prima del terzo set. Ti chiedo il grosso lavoro che avete fatto sulla comunicazione, i premi che avete vinto come ufficio stampa è stato consegnato a te, ma tu giustamente l'hai condiviso con tutto il tuo staff. Un grosso lavoro che ha portato anche quello dei risultati importanti, e su questa scia state continuando a lavorare. Allora, non è che io l'ho condiviso con lo staff di comunicazione del Verona Volley, lo ha vinto lo staff di comunicazione del Verona Volley, perché è vero che per la formula di quel premio, il premio è nominale, certo, ma è altrettanto vero che, come in una squadra di volley non si gioca e non si può giocare da soli, anche in una squadra, tu lo sai meglio di me, di comunicazione non giochi da solo. Noi abbiamo sicuramente portato diciamo un po' di esperienza, no? Anche che veniva fuori dal mondo volley, e che immagino sia stata apprezzata, credo che sia stata apprezzata. Ci piace l'idea di continuare nel grande progetto della Media House, quindi del Media Hub che abbiamo ideato con l'anno scorso, che è il Verona Volley Plus, VV+. Da quest'anno il VV+ sarà loggato, quindi do questo triste annuncio. In realtà non è triste, ma ci serve, perché abbiamo in nuce di presentare un progetto tecnologico a cui abbiamo lavorato per un anno, sempre con un ottimo partner, che vedrà la luce fra qualche giorno, e che è l'applicazione del Verona Volley. E quindi abbiamo dovuto soggiacere ad alcune richieste tecniche, no, della cosa. Faremo partire questo progetto, che è, diciamo, il proseguio dell'idea, no, di una casa, di una media house della pallavolo veronese. Abbiamo avuto degli ottimi riscontri, perché tu non mi crederai, ma non abbiamo messo una lira nelle campagne social, non abbiamo messo una lira in tutti gli strumenti, quindi tutta la crescita che abbiamo avuto è stata organica. E questo è stato bello, anche se abbiamo ancora numeri, diciamo, misurati, ridotti rispetto ai nostri competitor. Però siete partiti da zero. Siamo partiti da zero, questo va anche detto. Avete resettato tutto il passato. Abbiamo resettato tutto. E quindi continua con le media partnership che abbiamo, alcune le abbiamo mantenute, tipo la tua, no? Tipo quella con Sport di più o l'Insport, insomma, con il tuo mondo, ma anche con, per esempio, il gruppo Atesis, che è una partnership importante, a cui abbiamo lavorato. Anzi, ringrazio moltissimo i colleghi di Publiadige, di Atesis, che ci hanno concesso di fare questo accordo, perché vuol dire anche parlare alla città, no? C'è questa trasmissione che fate su Telearena. C'è una trasmissione che va su Telearena, c'è la trasmissione su Radio Verona, ma più che le trasmissioni, che pure sono fondamentali, è proprio il voler fare delle cose insieme, no? Cioè entrare nel tessuto della città.
iniziare anche a parlare con i nostri amici del basket. Per esempio inaugureremo tra poco la sala stampa digitale che condividiamo col basket, bellissima collaborazione con loro, con Nicola Tolomei che è il responsabile, il coordinatore marketing, non voglio sbagliarmi, non voglio offendere nessuno, quindi e con Giampaolo Zaffani che ne segue la comunicazione, quindi bene, cioè mi sembra si sta costruendo un bel percorso, no? un bel ambiente, un bell'ambiente dove si sa che il palazzetto è la casa dei veronesi e che ci sono delle squadre che, che appartengono ai veronesi. Noi Verona. Damiano, grazie. Ciao, intanto ci vedremo, ci sentiremo ancora perché di tante cose dobbiamo ancora parlare e tante cose faremo. Intanto grazie ancora a voi e buon lavoro. Ciao. Richiamiamo qui Riccardo che nel frattempo è iniziato il terzo set. È iniziato il terzo set con Verona che è partita con il piede direi giusto, con il piede col piglio giusto, 5-2. Ecco Riccardo, ti ho rubato un po' di tempo ma volevo sviluppare un po' di ma hai fatto così, benissimo. poi a te lascerò sicuramente Gengi Marchesi, così andrete poi sull'aspetto tecnico e di campo che insomma siete, e tu in particolare sei più esperto. Secondo set perso 25-20 con Verona che ha cercato di recuperare, ma quel 4-0 iniziale poi dopo alla fine sì, ma 25-20 anche dovuto alla bravura di Cuneo che è riuscita comunque a mantenere la distanza. Sottile che ha gestito degli ottimi palloni, stavo guardando proprio la sua rotazione, non ha assolutamente perso la mano Daniele. No. Quando uno ha la tecnica, quando la tecnica ha qualche annetto, però per una serie 2 è lusso, vero averlo. Sì. E comunque Store 23 che non mi ricordo più di Cuneo che gioca con noi sta giocando bene. Cioffi è tornato no, sta veramente, è ritornato Cioffi in questo terzo set. Prima era venuto un ragazzino, Coppa sì, un ragazzino. Adesso è tornato Cioffi. Adesso scarico e poi commentiamo i numeri del secondo set, così almeno vediamo un attimino un po' di... È sempre bello leggere qualche numero che dà un po' l'idea di come... Allora è cambiato qualcosina, nel senso che Zvaronok sì, vabbè, non leggere la D iniziale. Esatto. Zvaronok 5 punti, poi abbiamo Sani con 5. Però devi guardare anche la percentuale, che il 50% di realizzazioni vuol dire che su 10 attacchi ne ha fatti la metà. Ne ha fatti 5. Esatto. Bel pallonetto di Tucev, sono riusciti ad arrivarci. Errore questa volta in attacco di Cuneo. Sì. No, si sono fermati un attimo perché è andato giù un po' in modo un po' scomposto, ma non niente nulla di che. Sì, mentre Tucev ha un 57 e un 62 invece di Sani 5 punti su 8 attacchi. Sì. Un muro ricevuto e una sbagliata, comunque non male. Mentre per quanto riguarda fortuna Sani, però è stato bravo. Ci vuole anche quella. No, perché quando fai il servizio, adesso non so se ti ho interrotto. No, vai. Quando adesso i servizi sono tutti a filo di rete. Sì. I giocatori mirano la rete perché se tocca il nastro succede come Sani che ha tirato una bordata, la palla se la risucchia se la porta di là. Certo. 8-3. Ancora Sani, altra battuta potente. Questa volta errore del centrale di Volpato che la butta fuori. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che abbia attaccato di sinistro. Lui ha cercato l'angolo dove c'è Zavaronok e non l'ha trovato, la palla è uscita fuori. Terzo servizio consecutivo di Sani che in questa fase sta mettendo in difficoltà la difesa di Cuneo. Questa volta palla corta, anche però qua ancora abbiamo visto, ha cercato l'aiutino della rete. Questa volta
muro a 2 di Verona un po' staccato da rete, sì. La palla è caduta tra i due giocatori, la palla è scivolata, sì, poi sui piedi dei ragazzi, non sono riusciti a recuperarla. Sottile al servizio, D'Amico. Sani, mamma mia, che bello, cosa ha piantato giù, cosa ha piantato, che bella, dritto per dritto, sì. Ha cercato proprio il lungolinea, è passato tra l'asticella e il muro, bellissimo attacco. I palloni lì, se li colpisci bene, sono deleteri per la difesa avversaria. Sì, sono imprendibili. 10-4. Sì, anche perché raramente il giocatore, bel primo tempo, anche questo, bel primo tempo, raramente un giocatore si mette in difesa che non sia la diagonale, sì. Per cui se attacca in P2 difficilmente trovi oltre al muro il giocatore dietro che pronto esatto, a prenderla, anche perché devi difendere tutti gli spazi, a un certo punto devi fare una scelta, vero? Sì, non è che si può essere dappertutto. Un bel servizio. Cioffi, ben servito da Luca Spirito. Sì. E Cioffi fa il punto ai suoi compagni di effettivamente nulla, senza nulla togliere all'altro ragazzino che era in campo prima, sì. Questo è di un'altra levatura. Sì. Cos'è riuscito a prendere? No, viene dato il fallo perché è andato a prenderla di là. Effettivamente. Sì. Proviamo a vedere se abbiamo un replay, ma ci sembra che la palla l'avesse presa. 11-5. Viene chiamato time out, adesso lo vediamo adesso, guarda. Sì. Aveva fatto un bel movimento, ma sì, è andata a prenderla praticamente almeno 10 centimetri al di là. Un po' pretenzioso, diciamo. Però sai l'istinto del palleggiatore. Certo, ci deve andare, ci deve andare sempre. Sto guardando Keita che sta facendo delle corse. Ma lo vedo bene, non lo vedo sofferente, quindi probabilmente il lavoro di fisioterapia, il lavoro di recupero sta funzionando alla grande. Sta lavorando su quello. Non puoi permetterti di minimamente di rischiare un Keita magari. Ma vedi, nonostante non faccia parte del team, della partita, perché giustamente ha un infortunio, il giocatore si sta allenando. Però è qua, sta guardando i compagni, si fa le sue corsette. Esatto. Ritornano in campo le due squadre, intanto in questo momento 12-5. Io penso l'obiettivo sia averlo al 100%, non per la prima di campionato, ma magari per la prima in casa con Modena. Oddio, uno così deve averlo anche al 70. Sì, però sai, io penso che se anche ci fosse il dolorino appena non al 100% a posto, però queste sono valutazioni che facciamo da qua su, sai. Sì, comunque Sani sta facendo anche oggi sta facendo il suo anche oggi. 12-6. Un'eccezione sbagliata di Tucev. Non si è abbassato, se l'è trovata praticamente sul petto. Non ha lavorato sulle gambe, come si suol dire. Tutto braccio di Zavorano, che ha recuperato. Pipe. Peccato. Sani l'aveva presa con la spalla, però ha spiazzato il suo compagno d'amico. Però bell'attacco del capitano Botto. Qui vediamo, qui sotto la nostra postazione c'è il presidente Fanini, Giangi Marchesi, poi dopo prenderemo anche loro ai microfoni. Anche qua una ricezione di Tucev non perfetta, che permette è praticamente è un'alzata perfetta per Jensen, che non ci ha pensato due volte, infatti da -6 a -3. Guarda dove è Rado. Rado tra un po' va in campo. Lo sta guardando
sta guardando come ricevono i suoi ragazzi, si è messo lì perché vuole vedere come arrivano i palloni. Praticamente, se non so, beh, insomma, la state vedendo, Rada si è messo in fondo al campo a guardare. Perché 2 palloni sbagliati di Tuccev, è subito andato a vedere, a capire cosa succede, a dove si doveva mettere in campo. Luca Spirito al servizio. Ancora Sani. Potrebbe essere una sorpresa interessante questo Sani. Sì, stavo guardando che c'è ancora quel ragazzo Battista che è ancora presente anche nella gara 2 con Padova. Lui è un aggregato, ricordiamolo, è solo qui per fare un po' di esperienza, non verrà, da quello che ho captato, non verrà... ma potrebbe magari rimanere in Italia, sai, perché ci sono comunque squadre di Serie A2 che hanno... Lui non mi ricordo più, giocava a posto, cosa giocava? O in banda? Banda? No, centrale no. No, in banda. Giocava in posto 4, quindi comunque società magari di Serie A2 o anche di Serie A1 che volessero allungare la panchina. Esatto. Ancora un errore di Jensen, questa qua è un po' una sua caratteristica. Al servizio anche quando era a Verona di buttarne tante in rete. Sì, non era uno dei suoi fondamentali principali. Sì che con le sue leve dovrebbe essere un attimo Zavoronok invece. Se non sbaglio, grande muro di Tuccev su... Se non sbaglio, mi hai fatto venire in mente i primi anni di Zinger qui a Verona, anche lui sulla battuta, se non ricordo male, ne sbagliava parecchie, proprio con il discorso proprio non si faceva mai possibile con queste grandi leve, con queste aperture. Probabilmente avere, se non le sai usare bene, possono essere. Intanto Zavoronok ha fatto vedere 2 servizi incredibili. Mats Jensen adesso viene sostituito dal giocatore numero 9 di Cuneo. Vediamo subito chi è. Secondo posto presumo. È Giacomini. Cosa ha preso Spirito? Sani la butta di là. Muro a 2, non passano con un bel muro di Sani e Zinger che ci sono coadiuvati. Il pallone non era facilissimo perché era stato ricevuto in seconda difesa da Cuneo, per cui però bravo Sottile ha cercato di fare quello che poteva. Comunque Zavoronok ha fatto 2 servizi, uno più bello dell'altro. E Verona va sul più 8. Questa volta è andato a rete, ma insomma ha fatto un triplo turno di battuta. Stiamo guardando comunque uno dei giocatori che sarà tra i protagonisti di Rana Volley, di Rana Verona, scusa, Rana Volley. Rana Volley, Rana Verona, vabbè. Pallone fuori, 19-11. Altra marcia quella di Verona in questo terzo set ovviamente. Pensani, cos'è? 15 anni ormai che è in Italia Zinger. Sì, ridendo e scherzando, come si dice. Qui il muro 1 sul attacco del centrale, se non c'è una difesa, Cioffi ci ha provato dell'opposto che dà che dà un po' di manforte, ma si chiama veloce. Il pallone del centrale si chiama l'attacco veloce proprio perché non dà la possibilità alla squadra avversaria di fare la difesa nel muro 2. Adesso rivediamo Sani che nella rotazione precedente aveva fatto 3 servizi consecutivi molto belli. Ancora un buon servizio. La prima attacco fuori. Aveva dato un bel pallone al centrale
Daniele Sottile, che era spostato verso posto 4, aveva cercato un attacco in diagonale, era un po' inarcato con la schiena, però non era messo male, però ha cercato di angolare troppo il colpo. La palla è uscita dal campo, 21-12, più 9 per Rana Verona, ancora Sani al servizio. E questa volta la palla cade sulla rete, anche nonostante la potenza. E per Cuneo va in battuta Sottile. Per curiosità, guardami di che classe è Sottile. Allora, se non ricordo male, dovrebbe essere un 79, però adesso te lo dico subito. 17 agosto del 79, 44 anni, ragazzi. Sì. È il Rafa di Cuneo. Sì, assolutamente. Però capisci tante cose quando vedi un giocatore in campo ancora a 44 anni con questa classe, con questa determinazione, insomma. Allora Rafa ha deciso di smettere e lo capisco, ma se si fosse messo sul mercato qualsiasi squadra di A2 lo avrebbe preso, magari Serie A1 no, ma Serie A2, ma anche da fare il secondo in Serie A1. Esatto, esatto. Qui ha dato tantissimo in campo, ma anche nello spogliatoio. Sì, assolutamente. Ti ripeto, ha fatto fare dei passi da gigante a tutta la squadra. Sì. Hai detto bene, a tutta la squadra, non solo a Luca. C'è cortesia però, eccolo lì. C'è cortesia vicino a Zingaro. Zanotti ancora con cortesia. Niente, continuo a confondermi perché sto pensando a cortesia con la partita di ieri con la Germania dell'Italia. Allora, sì, è vero, Zanotti è quello che... sì, Zanotti sì, non so allora perché non sia in campo. Ma forse perché o ha fatto qualche lavoro particolare, oppure magari che lui reduce da qualche piccolo infortunio. Era a referto, se non sbaglio, nel primo set. C'era? Sì, ma ha giocato veramente allora pochissimo. Allora lo tengono fuori per precauzione. Zanotti effettivamente lo vedi a, se non sbaglio, un punto a referto. Zanotti, eccolo lì. Sì, quindi ha giocato veramente uno scampolo. Sì, ma allora è fuori perché per motivi precazionali o perché come dici tu ha fatto qualcosa, ha fatto un lavoro particolare che si è deciso di non sforzare. Esatto. Al servizio Cuneo 22-14, questo terzo set 1-1 il conto dei set precedenti. E ancora Zavoronov. In questo posto 4 Zavoronov dice la sua. Sì, ne ha sbagliate veramente poche, da lì non dico sia una sentenza, però da lì la mette giù molto bene. Esatto. Angolata. Pallone ricevuto facile. Gli è arrivato tra le mani, lui l'ha appoggiato praticamente dall'altra parte. E questa volta è stato Jensen che ha restituito il piacere con un tocco dopo la battuta di... Esatto, non stavo guardando. Ha giocato dal 2016 al 2022 a Milano. Poi è andato un'esperienza all'estero, nel 2022-23 è ritornato a Trento, ma non è stato molto utilizzato da Lorenzetti, ha preferito venire in sponda all'Adige nello scambio con Magalini. Questa volta ha toccato la rete. Sì. Peccato perché aveva difeso bene. 24-16. È del 97. Insomma, non è ancora giovane, ovviamente. Sì, ovviamente.
Abbiamo visto anche Totolo che sta girando per il campo, anche lui responsabile di tutto quanto quello che è le iniziative legate al mondo della scuola, al mondo giovanile. Palla fuori, se non è stata toccata è fuori. 25-16 finisce il terzo set, 2-1 per Verona. Adesso io ti chiamo Giangi Marchesi e ci fai tu una bella chiacchierata con lui e parli un po' di tecnica, e ovviamente quando si parla di tecnica io mi sposto perché da ignorante come sono di pallavolo, assolutamente. Ognuno il suo. Ti chiamo intanto Giangi Marchesi, aspetta. Sì. Grazie intanto della tua presenza, sappiamo che sei impegnatissimo, quindi ti terremo qui pochissimo. Grazie di avere con noi il Deus Ex Machina di questa Rana Verona che si sta preparando ad affrontare una Superlega molto difficile, ma complimenti perché anche quest'anno avete creato una sinergia di giocatori meravigliosa. Grazie, buonasera a tutti, ti ringrazio ancora per le parole che hai appena detto. Lo vedremo a maggio come sarà stata la stagione. Sicuramente abbiamo cercato di approntare una squadra che abbia la possibilità di fare meglio rispetto all'anno scorso. Come ho detto in altre occasioni, fare meglio dell'anno scorso vorrebbe dire arrivare a una Final Four di Coppa Italia, una semifinale scudetto, quindi sarebbe un risultato storico per la città di Verona e storico per la nostra società. E non sarà semplice perché le squadre della Superlega quest'anno si sono tutte rinforzate, sarà un campionato ancora più bello rispetto a quello dell'anno scorso, ma noi abbiamo cercato di approntare una squadra che abbia nelle sue corde maggiore esperienza rispetto alla scorsa stagione, dove peccavamo sicuramente in questo, e dove abbiamo cercato di inserire dei giocatori che sono in linea con il nostro progetto di lavoro, soprattutto perché stiamo cercando atleti che sappiano lavorare nel nostro sistema di lavoro, nel nostro sistema di gioco, e credo che sino ad ora abbiamo fatto quello che potevamo fare nel miglior modo possibile. Una domanda al volo, poi ti lascio andare. Una cosa positiva è che abbiamo 5 giocatori impegnati con le nazionali maggiori, il che significa che avete scelto veramente bene. Una cosa negativa però che non sono a disposizione di Rado Stoicev. Guarda, oltretutto oggi si vede che questa amichevole, noi stranamente siamo forse l'unica squadra che ha 5 centrali nel suo roster e oggi ne ha uno solo. Esatto, ho visto. Perché 3 sono via con le nazionali e purtroppo Zanotti ieri ha avuto un affaticamento alla schiena che l'ha bloccato, e quindi nella giornata amichevole di oggi abbiamo solo Zinger a nostra disposizione e dobbiamo chiedere aiuto agli amici di Cuneo per poter fare una partita nel miglior modo possibile. Sicuramente sì, è il fatto di avere avuto tanti atleti prima gli europei e adesso alle qualificazioni olimpiche è sicuramente un vanto per la società. Purtroppo questo limita noi come tante altre società, tante altre squadre della preparazione, perché i giocatori arriveranno a Verona probabilmente nella giornata dell'11 di ottobre, il 13 partiremo per andare a fare il torneo di Iesi e una settimana dopo comincia il campionato, quindi la squadra avrà possibilità di fare 5-6 allenamenti tutti assieme e 2-3 partite per trovare un po' di equilibrio, oltretutto con un po' di apprensione per come ritorneranno gli atleti che sono rimasti via tutta l'estate a giocare con le nazionali, dove sicuramente c'è chi ha giocato di più, c'è chi ha giocato di meno, chi ha giocato meno probabilmente si è anche allenato meno, chi ha giocato tanto probabilmente è logoro da una stagione così lunga, perché tra VNL, europei e qualificazioni olimpiche loro sicuramente avranno avuto un grosso dispendio di forze, di energie mentali anche oltre che fisiche in questi tornei, quindi la grande paura è di trovarsi degli atleti che arrivano qua un po' scarichi dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale. E purtroppo la squadra sappiamo benissimo che ha bisogno di loro dall'inizio della stagione, perché
già dalla prima vedetta di campionato a Taranto, che per noi è stata fino ad ora una bestia nera la partita di Taranto. 2 partite a Taranto nella nostra storia, 2 sconfitte pesanti anche, quindi andare a giocare a Taranto sarà per noi importantissimo per partire nel miglior modo possibile il campionato, ma soprattutto per poter fare un approccio alle altre partite che saranno con Modena e con Trento in casa in maniera diversa. L'ultima domanda prima di lasciarti andare ai tuoi impegni, Keita come sta? Keita sta bene, sta recuperando da questo affaticamento che ha alla spalla, stiamo gestendo il tutto e dobbiamo valutare nel miglior modo possibile con i medici le tempistiche di rientro, ma siamo molto contenti di come sta lavorando in questo momento, quindi insomma, siamo in maniera precauzionale molto attenti a cercare di gestirlo nel miglior modo possibile. Grazie a voi e buona partita. Grazie, è stato troppo gentile. Ritorniamo. Grazie a Gengi Marchesi per... Allora, cosa ti ha raccontato il caro? Allora, ho sentito la domanda su Keita. Gli ho chiesto, mi ha detto che stanno gestendo il suo piccolo affaticamento alla spalla. Zanotti mi ha confermato che ieri ha avuto anche lui un sentore di un piccolo affaticamento. Intanto grazie del numero di Sport di Più Magazine, che lo sto facendo un po' di spam qua. No, ma fai bene, perché ne vale la pena. Abbiamo dedicato la copertina a Spirito, come diciamo l'altra volta, quindi gli ho chiesto se sono preoccupati, perché comunque 5 giocatori che non possono allenarsi con i propri compagni, perché è vero che è un vanto averli nei nazionali in questa qualificazione olimpica, però non sono a disposizione di Rado. Lì mi diceva esattamente, si presume che i giocatori torneranno l'11 e il 13 partono già per Iesi, esatto. E quindi probabilmente si troveranno con 1 o 2 allenamenti solo nelle gambe, non perché non li abbiano fatti, però è normale che con la squadra, esatto. Con la squadra, e poi c'è subito il campionato lì dietro l'angolo con Taranto, e poi si comincia con Trento e Modena, quindi anche lui giustamente ha detto siamo contenti che i nostri giocatori siano impegnati con le nazionali, però. Abbiamo anche bisogno di loro, perché siamo l'unica squadra con 5 centrali in cui ce n'è uno solo che abbiamo dovuto farcene prestare, uno da Cuneo, perché siamo rimasti senza, perché 3 sono impegnati in nazionale, e uno Zanotti ha avuto questo piccolo affaticamento. Peccato perché aveva fatto un gran recupero. D'Amico ha fatto veramente un numero. Poi adesso che non hanno i cartelloni pubblicitari possono correre fino in fondo al campo, quindi si sfogano. Adesso sì. Assolutamente. Mats Jensen, grande muro a 3 di Tuchev, di Aidan Zingel e di Sanic si sono coadiuvati in un bel muro a 3 che non hanno permesso il passaggio a Mats Jensen, che si salta alto, perché il ragazzo, se non erro, Mats Jensen è 2,05, 2,06, quindi insomma, non è un bambino piccolino. No. Zingel buona comunque il servizio di Zingel. Cosa ha recuperato Luca Spirito, ancora doppio muro di Sani, ancora Sani, bravo. Però la palla l'ultima è stata attaccata da lui, il giocatore di Cuneo ha mollato le mani prima, però molto reattivo, reattivo. C'è il presidente Fanini, io direi di fare 2 parole anche con lui. Quello lascio a te. Lo lascio, ma dopo stai qua che dopo qualche domanda. Le domande istituzionali le lascio a te. Dopo dopo però stai qui, che magari se hai qualche domanda gliela fai anche tu, dai. Assolutamente. Allora gli cediamo la cuffia. Ed ecco qui con noi il presidente Stefano Fanini. Buongiorno Stefano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio a tutti. Allora, come sta andando? Mi sembra
come abbiamo detto, a prescindere dalle mancanze, dalle assenze per nazionale, questa Rana Verona sta crescendo molto bene. Sì, anche oggi devo dire un buon test. Cuneo è squadra di A2 ma assolutamente di valore, competitiva, ci sono dei giocatori di grande esperienza, sono tutti chiaramente spalleggiatori sottili, e poi abbiamo il nostro, dico nostro perché lo è ancora a tutti gli effetti, ma Mats Jensen chiaramente è un tassello importante della storia del nostro club, quindi con anche veramente un grande sentimento di affetto che abbiamo nei suoi confronti, perché è un ragazzo veramente splendido che ha dato tanto alla nostra maglia, e quindi sicuramente è un test di valore. Ci sono altri giocatori come Volpato sicuramente che hanno calcato i campi di Superlega Botto, per tanti insomma, anni, Botto, insomma, quindi è veramente un ottimo test. Noi siamo in formazione già rimaneggiata, oggi ulteriormente rimaneggiata appunto per qualche ulteriore, diciamo, defezione. Abbiamo addirittura un prestito esatto della squadra avversaria, e questo è un po' lo specchio di questa situazione veramente complicata nella gestione anche degli allenamenti, dei test amichevoli, per tutti i ragazzi che abbiamo in nazionale. Si cresce anche così, no? Sì, ma assolutamente, anche abbiamo visto una situazione insomma anche nuova, poi stimola un po' tutti i ragazzi a dare ancora, che ci sono, a dare ancora di più, perché poi sono quelli che alcuni di loro chiaramente fanno insomma la base della nostra squadra, altri hanno l'opportunità di mettersi in mostra. Devo dire ci sono già delle ottime indicazioni dai nuovi che sono arrivati insomma quest'anno, da Francesco Sani a Trucer, al nostro libero D'Amico, quindi è estremamente insomma positivo, nonostante appunto test particolari per ranghi ridotti, però danno fiducia, mettono un po' di condizione. Direi proprio di sì. Poi è inutile sottolinearlo, l'attenzione maniacale, nel senso buono del termine, di Rado, che gioca anche lui, pur essendo un amichevole, non vuole distrazioni, vuole 100%, ed è da lì che cresce, come dicevo, una squadra vincente, con una mentalità vincente anche da queste amichevoli. Assolutamente, perché io sono convintissimo che San intanto sta martellando, che è un piacere. Ma ha un braccio importante, è un ragazzo che comunque ha già un'esperienza nei college americani con i giovanili, quindi insomma è un ragazzo molto giovane, ma veramente una promessa. Un bel profilo. Sì, veramente un bel profilo. Sì, tornando a quello che giustamente tu sottolineavi, io credo che la differenza veramente la facciano i dettagli, ma i dettagli in ogni giorno, quindi anche in ogni singolo allenamento, non solo nelle amichevoli. E qui i ragazzi devono capire con l'aiuto di Rado, che è sicuramente un martello da questo punto di vista, nell'evidenziare che ogni giocatore migliora ogni giorno in palestra, con ogni singolo allenamento, con ogni singolo esercizio, e se si vuole diventare dei giocatori forti bisogna lavorare duro ogni giorno, quindi su ogni pallone, anche in un semplice esercizio d'allenamento, perché è da lì che si fa la differenza. Quindi io credo un po' come nella vita, al di là dei rarissimi talenti e diamanti che brillano già di per sé, in tutte le altre situazioni veramente la differenza la faccia la motivazione, la determinazione, la voglia di migliorarsi, e questo è un po' quello che noi cerchiamo anche come caratteristiche generali dei nostri giocatori, quindi ragazzi che siano innanzitutto persone appunto serie, che hanno voglia di lavorare, di impegnarsi. Chi viene qui a Verona sa perfettamente che il nostro staff tecnico è uno staff estremamente esigente, però io credo che i risultati che ha avuto il nostro coach in carriera parlino per lui, quindi se un giocatore si affida a un coach così, credo abbia solo possibilità di migliorare. Non è semplice perché sicuramente è molto esigente, però io credo che nella vita è sempre da augurarsi di avere dei maestri che possono insegnare qualcosa e possono far crescere, che è molto più semplice magari fare qualche esercizio in meno, e poi ecco, in questo tra l'altro abbiamo anche il nostro preparatore atletico. Sì, che anche lì mi sembra che non sia uno che si tira indietro. Sezzo è anche lui veramente incredibile, un'altra risorsa importantissima del nostro club, perché anche i giocatori che arrivano a giocare qui si rendono conto di com'è la nostra preparazione, di molte differenze, questo nel massimo rispetto chiaramente degli altri club, ma qui si lavora veramente tanto con un credo piuttosto forte, e credo che poi alla fine
questo lavoro insomma paghi Sì, alla lunga della stagione. Senti, dicevi dettagli che fanno la differenza in campo, ma non solo in campo, perché anche nella stanza dei bottoni di Rana Verona l'abbiamo visto lo scorso anno e già si vede anche quest'anno la differenza, lo fanno i dettagli, i rapporti, mi viene da pensare i rapporti con gli sponsor, i rapporti con le istituzioni, i rapporti con le altre realtà che vivono e giocano qui nel palazzetto, il rapporto con il pubblico, insomma il dettaglio. Voi curate molto il dettaglio e questo sta pagando tanto. Sì, confermo, noi nonostante la nostra start-up di 2 anni fa nel luglio 21 che sembra impossibile, sembra che sì, siano 2 sì, anni, sì, a volte, se ci pensi quello che avete fatto è veramente... Sì, tante volte devo dire che ci penso anch'io e ogni tanto ci diamo anche una pacca sulla spalla, perché oltre a lavorare sodo ogni giorno, insomma è giusto anche ogni tanto qualche gratificazione, perché credo che veramente in 2 anni abbiamo fatto un miracolo, tra l'altro 2 anni che sono partiti in un anno particolare, quindi con riduci dal Covid, quindi tutta una serie anche di difficoltà di natura straordinaria che hanno ulteriormente complicato la nostra fase di partenza. Nonostante questo, grazie proprio a quella che è la nostra mentalità, determinazione, la voglia di riuscire ogni giorno a migliorarci e a fare qualcosa di importante, i risultati insomma si stanno vedendo e l'attenzione anche dei nostri partner stanno confermando che credono in quello che facciamo. Abbiamo tra l'altro veramente una conferma praticamente totalitaria di chi già c'è e che conferma, molti di loro, la stragrande maggioranza di loro aumentano quello che è il loro apporto e portano poi altri padri, altri amici, perché si sentono di poter spendere il nome di Verona Volley come ambiente, e questo per noi è molto gratificante. Chiaro che da maggio di quest'anno, con l'ulteriore ingresso di un partner come Giovanni Rana, che io a volte ancora, anzi confesso per la prima volta a te che faccio ancora un po' fatica a vedere le nostre maglie col nome Giovanni Rana, perché per noi veronesi credo che sia un qualcosa insomma di incredibile, perché è un'azienda con cui tutti siamo cresciuti a tavola, quindi avere veramente l'onore e l'orgoglio di vedere i nostri ragazzi con il nostro nome abbinato a Giovanni Rana è qualcosa di fantastico. Con la partita, scusi, con la partita di sabato commentavo con Riccardo, no? Che guardando quella maglia, vedendo Rana, subito ti viene in mente la maglia del Verona anni 80, 90, anni 90, scusa, quella scritta Rana, poi non l'hai più vista. Un nome così, un brand così importante su una maglia di una squadra della città, insomma, emozione, è un'emozione. Sì, ma è proprio questo ragionamento, perché poi chiaramente chi è veronese sa perfettamente anche la storia dell'azienda, sa che era praticamente più di 30 anni che non si abbinava ad una realtà veronese, di altre esperienze nel mondo dello sport, come nel Giro d'Italia, nello sci con alcuni sciatori eccetera, però ecco, da quel momento, quindi dal momento della maglia dell'Hellas, siamo noi quelli che sono succeduti dopo oltre 30 anni, quindi questo per noi è un motivo di grandissimo orgoglio, e credo anche che dia un po' un imprimatur a quello che noi stiamo facendo e che cercheremo di fare sempre meglio, perché come dico spesso, sicuramente Rana non aveva bisogno di Verona Volley, e quindi se si sono avvicinati, se hanno fatto questo progetto anche a medio e lungo termine, perché evidentemente hanno visto, diciamo, nel nostro progetto qualcosa di importante, di inclusivo, e che possa portare, diciamo, qualcosa insomma di buono anche a loro, e quindi noi non facciamo altro ogni giorno che ringraziarli per questo e di cercare di assorbire il più possibile anche tutto quello che è il loro know-how in ogni settore della comunicazione e quant'altro per crescere. Senti, ci sarebbe da raccontare ancora un sacco di cose, ma le riprenderemo, saremo qui anche il 18, quindi avremo l'occasione di parlare ancora. Un'ultima riflessione, un ultimo pensiero è sul discorso inclusione. Un aspetto, il sociale, è quello di Rana Verona, che viaggia a pari con quello che è il fattore sportivo, il fattore anche di sponsorizzazioni, quindi è un plus. Sì, è una domanda che apprezzo molto, è un tema che mi piace discutere,
perché anche in questo noi quando abbiamo iniziato la nostra avventura 2 anni fa ci siamo detti appunto questo, che lo sport deve essere appunto inclusione, deve essere motivo di felicità, di gioia, di avvicinare il più possibile le persone, le famiglie e anche quelle persone quei soggetti insomma, che hanno delle difficoltà, delle diversità, e su questo sin dal primo anno noi abbiamo collaborato con varie diciamo, associazioni in questo senso. Stiamo tra l'altro anche discutendo in merito a un progetto molto importante, cui terremo molto, quindi ci fosse futuri insomma, sviluppi, certo. Chiaramente ve lo comunicheremo, quindi è un tema assolutamente su cui siamo molto attenti, cerchiamo sempre di coinvolgere, di evidenziare la nostra disponibilità a discutere di questi progetti, perché vedere poi, come è successo in alcune nostre partite, anche ragazzi magari diversamente abili o con delle difficoltà che vengono al palazzetto, partecipano, vedere la loro gioia, i loro sorrisi, le loro emozioni, un momento anche di distensione per le loro famiglie, è veramente qualcosa che ti ripaga di tutte le fatiche che si fanno, quindi assolutamente siamo molto attenti a questo, e anche in questo devo dire i nostri partner ci hanno più volte ringraziato per l'attenzione che abbiamo a queste diciamo, situazioni. Ieri sera siamo stati, giusto per fare un esempio, ad una cena appunto benefica dell'associazione Round Table, con cui collaboriamo per un progetto molto importante in Guinea-Bissau per dare diciamo, una mano, degli aiuti, quindi dedichiamo tempo ma con grande piacere e dedizione anche a queste iniziative, quindi ci fa piacere anche che chi si avvicina a noi proponendoci questi progetti vede in noi un veicolo importante per portarli avanti sul sociale, e noi siamo assolutamente ben disponibili a discuterne e a farli appunto proliferare, perché ritengo che sia un elemento importante. Non dobbiamo solo focalizzarci su quello che sono gli aspetti sportivi, di business, ma anche il sociale è altrettanto diciamo, importante, e poi appunto il palazzetto, io dico sempre, è un momento di inclusione, di felicità, e quindi tutto quello che noi possiamo fare per dare una mano, dare un aiuto, dare dei sorrisi e degli aiuti, siamo ben lieti di farlo, quindi ti ringrazio, ripeto, della tua osservazione sul punto, perché è un tema a cui io tratto personalmente, tengo veramente molto. Allora, sai che siamo in linea anche noi, e quindi intanto grazie, Stefano, grazie mille per essere stato qui con noi. noi. Grazie Alberto. Ci vediamo nei prossimi appuntamenti, che sono tanti, e insomma, avremo modo poi di confrontarci. È un caro saluto a tutti i telespettatori. Grazie Stefano, grazie. Ringraziamo ancora il presidente di Arana Verona, Stefano Fanini. Sempre un piacere parlare con lui, insomma, gli argomenti sono sempre molto interessanti. Riccardo, abbiamo parlato di partita praticamente zero, nel senso, l'aspetto tecnico abbiamo parlato di tante cose, tra cui l'ambito sociale, insomma Stefano Fanini presidente a tutto tondo, come si dice, quindi abbiamo analizzato altre cose. Intanto tu che hai visto la partita, come sta andando? Mi sembra sta andando bene, siamo sulle 20-13, no? E d'altronde, tornando al presidente, cosa vuoi dire una persona che 2 anni fa ha preso in mano una situazione che era disastrosa, volevo dire catastrofica, ma disastrosa, e ha portato uno sponsor che è una multinazionale, un fiore all'occhiello non solo della provincia di Verona ma dell'Italia. Ha creato uno zoccolo duro, riuscendo a tenere a Verona Rado e Marchesi, che sono 2 persone capaci, che sono riuscite a costruire in 2 anni una grandissima squadra. L'anno scorso siamo andati veramente vicini a tanti obiettivi che erano impensabili all'inizio stagione. Quest'anno ha fatto un roster ancora più importante, riuscendo a far trovare i ragazzi di un'attenzione, dei nuovi stimoli, facendo venire Tutchev, Zavoronok, ma mantenendo comunque un assetto di giocatori importantissimo, tenendo Mozic, Keita, cioè voglio dire, Mosca, cortesia, ragazzi, esatto, che come tu avessi comprato dei nuovi giocatori, voglio dire, e quindi
non possiamo fare altro che ringraziarlo per il lavoro, per il lavoro che ha svolto. Certo. E quindi tutto quello che stiamo vedendo qui in campo è comunque merito suo, merito del suo staff, Sì. Delle persone che hanno deciso di investire il loro tempo e anche il loro denaro in questo grandissimo progetto. Siamo 21-15, più 6 per Verona, adesso si sta giocando praticamente punto a punto. Sì. Un paio di murate fuori. No, ma ho visto, Verona, però la reattività sotto rete c'è. Rado che sta praticamente parlando con Sani ogni 30 secondi per spiegargli determinate posizioni possibili sul campo. Abbiamo visto un Zingari in palleggio. Comunque l'impressione è che Sani sia un giocatore su cui, non che gli altri non lo siano, ma su cui Rana Verona punta molto, perché come dicevi tu, Rado, ogni occasione buona per dargli un suggerimento, sì. spiegargli un movimento, insomma. Peccato, comunque Bel punto, bello combattuto. Sì, combattuto, qualche errorino da una parte e dall'altra, sì. Ma questo ne fa giovare lo spettacolo, perché comunque quando un pallone rimane in alto e ci sono dei salvataggi incredibili è sempre bello da vedersi. 22-16. Non sappiamo se ci sarà un ulteriore set. Siamo già, no, il quarto set di solito 4 set. Sì. Vediamo se decideranno di fare un quinto, ma non credo, sai. Questa volta Tuchev ha anticipato troppo il colpo, si è trovato a chiudere il braccio sulla rete. 22-17 più 5, ancora il servizio Cuneo. Palla a rete, 23-17. Rientra in campo il giocatore prestato da Cuneo a Verona. Verona. È il numero 17 se non sbaglio. Sì, è il 17. Ed è, adesso diciamo il nome, è bellissimo Coppa, pipe. esatto, Coppa. Bellissimo giocatore di... Ci sono alternati Coppa e Cioffi. Di Gottardo, ha fatto un grandissimo pipe. 23-18. Al servizio il giocatore numero 2, quindi cos'è, Codarni? Il numero 2 è Gottardo. Kodarin. Kodarin, sì. Grande attacco di Tuchev, 24-18. E Sani al servizio che potrebbe... E comunque, anche come diceva Marchesi e come ha sottolineato anche Fanini, insomma, questo Cuneo, come dicevi anche tu, l'hai detto all'inizio subito, tanta roba per la Serie 2, è una signora squadra. Sì, assolutamente, questa è una squadra che, ti ripeto, a mio parere è nata perché vogliono fare qualcosa di importante. Sì. Poi naturalmente il responso definitivo lo dirà il campo. Certo. Però io avrò occasione di vederla, perché da psicopatico patito di pallavolo me le vado a vedere anche quando... Che le vai a vedere tutte? No, tutte no, ma tante. Però se potessi te le guarderesti tutte. Sì. È una delle mie passioni la pallavolo. In questo momento siamo... A questo punto nessuno sta schiacciando più. Esatto. Stanno cercando di fare il punto tutto in appoggio. Esatto, eccolo qua. Viene il punto con il 25-20 Tuchev. Esatto. 25-20 e finisce qui la partita con Rana Verona che si impone per 3-7-1, 25-21, 25-17 e 25-20.
Valutazioni ne abbiamo fatte ovviamente durante la partita. Confermiamo che questa squadra è una squadra che ha il DNA di Rado Stoichev, una squadra che non molla, una squadra che ce la mette sempre tutta. Abbiamo rivisto le individualità interessanti che avevamo visto con Padova, quindi bene Sani, bene Tucev, bene Luca Spirito, bene Zavoronok, direi che chi ha giocato bene oggi, anche Zingel, sì, D'Amico, non dimentichiamolo, D'Amico. che io ho visto delle grandissime difese, sì. Quindi bene così, un altro passettino, un altro mattoncino verso la costruzione di questo percorso che ci porterà all'esordio del campionato del 22 ottobre. Che dire, io ti ringrazio Riccardo per essere stato qui anche oggi pomeriggio. Ma figurati. Ci vedremo il 18 per commentare una partita che penso che qui al Palazzetto sarà molto più frequentato, molta più gente. perché comunque anche se sarà alle 18, ricordiamo 18 di ottobre, ore 18, la sfida contro Trento. Che giorno è il 18? Il 18, adesso 18. Ti faccio la domanda tecnica. 18 è mercoledì 18. Mercoledì 18, quindi, alle ore 18 contro quindi Trento. Orario che potrebbe calamitare un bel po' di persone, perché insomma chi esce dal lavoro se ne viene qua direttamente. Ricordiamo, l'ingresso è gratuito, e per chi non potrà venire qui al Palazzetto ci sarà sicuramente la possibilità di seguire la partita. Ecco che arriva Keita. È arrivato Keita, beh certo, per la foto. Grande Keita, che è arrivato oltretutto in scivolata da 10 metri. Direi che questa è l'immagine bella su cui chiudere questa diretta. Grazie ancora a Riccardo Fiori, giornalista di RCS. Grazie Alberto, grazie a voi. Ci vediamo allora alla prossima, mercoledì 18, ore 18, diretta dalla Pala GSM IM per la sfida sempre amichevole tra Rana Verona e Trento. Intanto vi auguro a tutti quanti una buona serata e alla prossima. Ciao! Ciao, grazie. Tutto a posto, perfetto, ottimo.